Covid, un virus economico. Sono tante, troppe le attività commerciali vittime dell'epidemia. Serrande abbassate, vetrine spente. Se i lockdown e le clausure hanno tolto ossigeno ai negozi per ridar vita e respiro alle botteghe, ci sono i distretti urbani e territoriali del commercio. In Veneto sono 86 e coinvolgono 169 comuni. 19 i distretti vicentini. L'ultimo a essere stato riconosciuto è quello di Castelgomberto. È un modo per riscoprire ed approfondire quelle che sono le vocazioni commerciali, artigianali e produttive della realtà del comune di Castelgomberto e dei suoi abitanti. Non ci limitiamo però semplicemente a vedere quello che è stato il passato. Il riconoscimento del distretto del commercio ci serve per guardare il futuro, per inserire nuove risorse e creare qualcosa di nuovo e continuare a credere in quelle che sono le attività produttive di Castelgomberto. I distretti oggi più che mai sono una via d'uscita dal tunnel della crisi. Protagoniste le attività, le botteghe, i negozi. Con le associazioni e le amministrazioni comunali portano avanti i progetti chiamati a rilanciare le strade, le piazze, come grandi centri commerciali all'aperto. Di volta in volta la Regione Veneto stanzia finanziamenti per dar vita a progetti che promuovano le attività commerciali della zona, con l'obiettivo di rilanciare le aree urbane. Rilanciare tutte quelle che sono le aree urbane e le caratteristiche che ci hanno contraddistinto fin dal 1700 per portare nuove risorse per il rilancio anche in futuro del nostro comune.